associazione si chiama Adotta un terrazzamento in Canal di Brenta APS, è nata nel 2010 su idea dell'Università di Padova, geografia, il CAI e il comune di Valstagna all'inizio, ed è nata dall'idea e dalla mappatura che è stata fatta sulle Alpi di tutti i paesaggi terrazzati. La nostra è stata connotata perché ha 250 km di muri a secco, forse anche di più, sottobosco, e è nata l'idea di far adottare i terrazzamenti per il recupero. Logicamente non si riuscirà a recuperare tutto, però si tenta insomma di rifar partire una piccola agricoltura di sostegno, piccole aziende, e soprattutto si cerca di recuperare l'antica arte della pietra a secco. Tu devi pensare che qui prima coltivavano il tabacco, logicamente non si può più fare perché comunque non sarebbe commerciabile, adesso lo fanno in pianura con le macchine, non sarebbe sostenibile, e soprattutto perché è una monocultura e adesso usano magari anche dei prodotti che non sono così salubri. ma noi adesso stiamo tentando varie piccole produzioni, tra cui lo zafferano, piccoli frutti, gli ortaggi in particolare, perché hanno un gusto molto buono dato il magnesio che si trova nella terra che abbiamo qui. È nazionale ma anche internazionale, infatti noi facciamo parte anche di questo coordinamento sia nazionale che internazionale che si chiama ITLA, che è l'Alleanza Mondiale dei Paesaggi Terrazzati, che si occupa appunto di ritrovare tutti gli antichi artigiani che stanno recuperando nelle loro regioni questo antico mestiere. Dal 2018, novembre 2018, l'UNESCO ha fatto diventare proprietà immateriale dell'umanità anche l'arte del lavoro, la pietra a secco, perciò non solo terrazzamenti ma ponti, case, tutto quello che riguarda la pietra a secco, e perciò il collegamento è con tutta Italia, Cinque Terre, la Val d'Aosta, tutte le Alpi, gli Appennini, le costiera amalfitana, poi abbiamo le isole, cioè ce n'è ovunque e di vari tipi. Qui nella zona è sicuramente i primi 700, quelli più bassi, diciamo. Poi mano a mano gli ultimi sono datati penso negli anni 60. È un muro a secco, è un muro fatto di sole pietre senza l'utilizzo di alcun legante o allettante, che sia esso cemento, calce, terra. E è una struttura fatta con le pietre del posto allo scopo appunto di ottenere terreni coltivabili. La tecnica costruttiva in pietra a secco si è diffusa nel mondo, ha permesso all'uomo di abitare certi luoghi troppo impervi. Di per sé il muro a secco è così ormai dato per scontato nel paesaggio che se ne perdono le vere valenze o il vero ruolo, in quanto essendosi nel tempo perso il sapere manuale, questi manufatti sono stati abbandonati, nel senso che si è persa anche la capacità di mantenerli. Giocano un ruolo fondamentale quindi governare le acque dei monti e drenare di conseguenza le acque stesse. Sì, ITLA Italia ha avviato un progetto speciale, si chiama Scuola Italiana della Pietra a Secco, che ha lo scopo di coordinare tutte le buone pratiche legate alla sua finalità ultima, che è un obiettivo, che questo sapere manuale torni a circolare e che quindi gli abitanti delle aree terrazzate possano riscoprire come mantenerli, ma soprattutto rivalorizzare quello che è il ruolo stesso del manutentore costruttore in pietra a secco, cosa che attualmente non è ancora riconosciuta.
per cui noi si lavora anche in un doppio canale, da un lato la sensibilizzazione e dall'altro la professionalizzazione del mestiere, perché comunque queste strutture hanno ancora una valenza contemporanea, in quanto insite in loro ci sono tutta una serie di vantaggi. Il primo vantaggio è la materia prima, si usano solo pietre locali. Il secondo vantaggio è un lavoro a basso impatto e che non necessita di una grossa energia. Quello che diventa problematico appunto è non perdere il saper fare. Quando si parla di muretti ci si dimentica che poi ci vogliono delle persone, delle mani che questa arte costruttiva la sappiano anche trasmettere. Il non saper più intervenire con le conoscenze tecniche di oggi su questi manufatti crea dei fortissimi blocchi anche a livello normativo, per cui laddove crolla un muro a secco non c'è un sapere tecnico-scientifico che sappia descrivere l'intervento e di conseguenza anche farlo rientrare in quelle che sono le norme tecniche costruttive. Quello che noi puntiamo è dare nuovo valore a questa figura e promuovere una tecnica costruttiva che sia valida anche a livello contemporaneo. Nel 2018 l'arte della costruzione in pietrasecco è diventato un patrimonio materiale dell'umanità, quindi il fatto che l'UNESCO gli abbia dato valore è anche sintomo di un pericolo. In questo periodo storico specifico direi che di fronte alla crisi in atto spesso sempre più persone si avvicinano ai corsi proprio perché vogliono riscoprire come una tecnica adatta a tutti i territori possa essere comunque riutilizzata. Cioè la stigmatizzazione di questa tecnica costruttiva è legata al fatto che essa è stata diffusa in un periodo storico che oggi non c'è più. La sua riscoperta è legata al fatto che oggi bisogna dare più valore a quelle che sono le risorse e soprattutto le risorse naturali che l'uomo ha a disposizione, anche perché a un certo punto non diventa più sostenibile. Di anno in anno sempre più persone si iscrivono ai corsi, ciò significa che l'interesse cresce e se noi spieghiamo che costruire in pietrasecco in certe situazioni può essere anche più vantaggioso e se noi dimostriamo che questi muri che costruiamo possono essere garantiti e ci sia anche una garanzia di sicurezza perché ci sono comunque delle regole di posa, ci sono comunque delle regole costruttive spesso anche molto stringenti, possiamo anche fare in modo che nasca un mercato, come è già successo in paesi europei come Francia, Svizzera e Inghilterra attualmente.